Beh, la lente attraverso cui Angel guarda vite in affitto non può che essere arcobaleno, no? Vabbè, scherzi a parte. Quando ho pensato a come rispondere a questa domanda mi sono venute in mente tante cose perché all'inizio ho pensato che la lente potesse essere verde perché è il colore della speranza, poi che potesse essere blu perché la mia stanza è blu e perché il blu mi infonde tranquillità e mi induce a pensare, vita in affitto fa pensare, fa riflettere. Però poi ho pensato che effettivamente ha un che di arcobaleno, cioè è una lente un po' caleidoscopica, un filtro diverso attraverso cui guardare il mondo e le storie che vi vogliamo raccontare. Quindi sì, è un po' di tanti colori diversi. A che colore penso quando penso a vita in affitto? In realtà non penso a un unico colore, ma penso più all'alternarsi di due colori, che sono il bianco e il nero. Questi due colori, il chiaroscuro che possono formare, secondo me rappresentano appieno le vite che andiamo a raccontare all'interno degli episodi, queste vite che possono perdersi, ma allo stesso tempo ritrovarsi. Avete in affitto associare il bianco, perché il bianco indica la libertà, ma anche probabilmente l'apertura ad una nuova mentalità. I personaggi di questa serie infatti svolgeranno un vero e proprio excursus di sensazioni, di sentimenti, di esperienze che li porteranno a maturare e a renderli consapevoli di cosa sia la libertà e di cosa significhi vivere in libertà. Il colore perfetto per vita in affitto è sicuramente il rosso perché è un colore passionale, emozionale, un colore di lotta e soprattutto un colore che si fa notare, il colore del cuore, un colore che ti dice attenzione, sono qui e devi guardarmi e secondo me esprime il calore di... Che colore ha Vita in affitto per me? Io direi che Vita in affitto ha tutti i colori dell'arcobaleno e non perché domina un personaggio piuttosto che un altro, sono tutti belli, tutti intensi, interessanti, ma perché Vita in affitto per noi è stato come la quiete dopo la tempesta, diciamo come un raggio di sole dopo un grosso e forte temporale. Questo è stato Vita in affitto in tempo di pandemia e lo è ancora per noi. Grazie. Il colore di vita in affitto. Il colore di vita in affitto è il colore di qualcosa che cambia continuamente. Un momento è rosa, come le grandi storie d'amore, e un altro momento è grigio come un mare in tempesta, quando la paura e la frustrazione prendono il controllo di noi e ci impediscono di essere quello che vogliamo davvero essere e ci bloccano, ci impediscono di fare ciò che veramente vogliamo fare. Però la verità è che vita in affitto è dell'esatto colore degli occhi di tutte le persone che hanno cercato di dare una mano e che hanno amato questo progetto, perché il progetto è bello così com'è, con tutte le sue bellezze nascoste e le sue sbavature, e senza il punto di vista di tutte le persone che hanno contribuito non sarebbe stato lo stesso, non sarebbe stato vita in affitto. I colori che associo a vita in affitto in realtà sono due, uno è il bianco e l'altro è il verde. Il bianco perché nell'immaginario comune il bianco indica la purezza. La purezza in questo caso è la purezza di noi ragazzi, che siamo sempre propositivi nei confronti di noi stessi e della vita. E qui mi collego, diciamo, al verde, in quanto ci speriamo, il verde è speranza, perché effettivamente noi speriamo sempre di poter riuscire in qualche modo nella nostra vita e riuscire anche bene, ma soprattutto riuscire grazie agli altri. E quindi la nostra speranza è quella di essere sempre appunto propositivi nei confronti della vita e nei confronti degli altri e speriamo sempre che veniamo in qualche modo accettati e portati avanti proprio per questo.